Nomofobia e il nome deriva da Novobile. Si tratta del desiderio incontrollabile di guardare il proprio profilo Facebook o di contattare l'amico su WhatsApp. Idea, questa era Fantasmi, abbiamo fatto questo attacco, diciamo veramente colpi di scena uno dopo l'altro, anzi diciamo 3 colpi di scena siamo riusciti a fare uno dopo l'altro, ma come dire, siamo riusciti comunque a superare questo ostacolo dei Fantasmi. E avevi detto che questo tra poco sarà il vostro primo singolo del secondo album che uscirà per fine mese. Per fine mese. Io ho visto c'è comunque qualcosa che ha diciamo un titolo che si chiama Umani già. Umani è il titolo dell'album. Sì. Quello poi sarà diciamo tutta la raccolta e sarà il terzo singolo, e che oltretutto su Umani abbiamo un duetto di spessore, perché gentilmente ha duettato con noi Omar Pedrini, quindi su questo brano perché è vero, ho letto anche che tra i vostri riferimenti ci sono un gruppo come i Timoria che fa parte della mia anni 90 generazione, è proprio lo zoccolo diciamo del rock italiano. E poi diciamo è vero, Omar è uno che si spende molto da questo punto di vista, è sempre disponibile, c'ha un cuore enorme. E quindi chissà, poi questa collaborazione, hai detto, sarà il terzo singolo. Adesso il primo che è uscito, Fantasmi, l'abbiamo appena sentito, uscirà tra qualche giorno, ci sarà anche il videoclip. Avete fatto il videoclip? No, di Fantasmi no. No, vabbè, quelli sono Fantasmi. Della prossima, Fantasmi non ce n'è, quindi. Allora, della prossima, quella che ascoltiamo adesso, quindi, come si intitola? La macchina del tempo. La macchina del tempo, Time Machine, signore e signori, Machine. Idea. Grazie.
sono pronto per questo viaggio. Grazie. Idea, questa era la macchina del tempo. Macchina del tempo. La macchina del tempo, questa sarà il prossimo, perché siete precisi, quindi Siamo hai già abbiamo programmato già la tu. tabella, Ma sì. chi è che fa sta tabella qua? Sei tu Diciamo la nostra, si può dire etichetta. dai. etichetta che si mette lì col foglio Excel, zac, e ti ci ha arriva la deciso nuova. questo. Bisogna giustamente Bisogna rispettare. essere pronti. Almeno uno sa com'è. Allora, questa qua mi hanno detto sarà il secondo singolo. Avete accennato a questa collaborazione che avete fatto con Omar Pedrini per il brano che però non abbiamo ancora sentito, che sarà il terzo singolo, Umani, che è anche, come dire, quello che dà il titolo all'album, al disco. Adesso noi ascoltiamo Umani, no? No. Quello è un resta po' più mistero, anzi, è un se bijou, qualcuno chiaro. volesse venirlo a sentire, giovedì saremo live a bene. Pianezza, quindi al Vertigo, vi Ah, aspettiamo e ci farebbe molto piacere. Lanciamo anche questo appello via streaming, che abbiamo visto che siamo in streaming, quindi questo giovedì a Pianezza. Pianezza al Vertigo. Benissimo. E allora non ascoltiamo Umani, ma che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo quello che in teoria dovremmo avere tutti, diciamo proprio di natura, che si intitola La felicità. La felicità. Signori e signori, Idea. Grazie. Siamo tutti stanchi, molto stressati, sempre di corsa, con i minuti contati, un grande ballo per le città. Non c'è più tempo per fare l'amore, ma si fanno guerre per la religione, e tutto questo non è un talent show. Ci sono giudici che giudicano senza ascoltare le parole. Siamo complici alla moda, basta fingere di ridere per non sentirsi male. Era un mio quadro clinico, conferma genuino di felicità, di felicità. Attengono la rima in tutta chiusa sotto forma di pubblicità. La felicità. Ci teniamo svegli con la caffeina, poi prendiamo gocce per fare sogni, e tutto questo con semplicità. Restiamo fermi, indifferenti, pensiamo sempre, non abbiamo difetti, qualcosa in fondo ci manca già. Per il mio quadro clinico conferma c'è bisogno di felicità, di felicità. Attendono la rivenuta chiusa sotto forma di pubblicità, la felicità. Per il mio quadro clinico conferma c'è bisogno di felicità, di felicità. Attendono la rivenuta chiusa sotto forma di pubblicità. La felicità è uno stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri, di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri, i propri desideri. Per un mio quadro clinico conferma che bisogno di felicità, di felicità.
Grazie. Grandi, grandi. Allora, bisogna, lasciatemelo dire, avete dimostrato un grande spirito rock anche in questo brano, perché non vi fermate davanti a niente, partita della spia, l'abbiamo riattaccata Andiamo e questo è veramente quello che mi piace. Veramente complimenti per questa attitudine. Allora, abbiamo ricordato le date importanti. Questo giovedì siete a Pianezza, Pianezza. uscirà tra poco anche Singolo singolo fine mese. che abbiamo già ascoltato, diciamo noi, in Fantasmi in anteprima. Poi insomma un sacco di collaborazioni interessanti. Adesso con che brano volete salutare il Piazza Vittorio, il salotto? Noi in teoria Avete finito già? sapevamo Vabbè, quarto allora, d'ora, 20 minuti. bravi ragazzi, allora come dire, io vi ringrazio ancora, Grazie a qua te. come dire, vi diamo appuntamento alla prossima e vi facciamo un grosso in bocca al lupo per questo album che si chiama Umani. Umani. Ancora un applauso per gli Idea. Grazie e a tutti. Tra pochissimo cambiamo, diciamo, situazione e saranno qui gli studio Nadar.